Ed eccoci qui di nuovo amici, siamo in direzione oggi del Monte Crostis in Carnia, in Alto Friuli. Visto che la giornata è lunga faremo il percorso scurtatoia, passeremo per il passo Rest, facciamo un percorso più breve ma più lungo come tempo. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. Late out at night in July, you and I remember when you grabbed my hands and held them tight. Those days, they didn't last. I wanna go back. I don't want no one but you. Andiamo piano e vediamo com'è il lago che qualche tempo fa era in secca. C'è un cucchiaio d'acqua. Ed è finito Tramonti di sotto e arriva Tramonti in mezzo, ma bisognerebbe voltare a destra e noi andiamo verso Tramonti di sopra. Ma guardate che figata che è sta vallata, sembra una cartolina. La parte bassa qua del passo è molto larga e comoda da fare, ma a un certo punto la strada diventerà pressoché monocorsia. Qui affrontiamo il primo tornante. Oggi è già la terza volta che ci fermiamo perché la GoPro si pianta. I tecnici di GoPro dovrebbero anche pensare di risolvere questo problema che si presenta ormai da un bel po' di tempo. Siamo arrivati a Villa Santina. Vi vediamo se troviamo una stazione di servizio. Eccola laggiù, Tellesso.
abbiamo avuto la fortuna anche di una giornata molto bella. Guarda che posto. Siamo quasi a 2000 metri. I guardrail qua sono solo per estetica. Ma che bel posto. E questo è Monte Croftis. Ringraziamo ancora per questo posto, per il consiglio, perché veramente questo posto ci ha stupito. Che spettacolo! Siamo quasi arrivati giù, manca ancora qualche tornante. Siamo arrivati a Ravascletto. Oh, c'è un laghetto. E siamo arrivati a Sapava. Bello anche il Comelico. Ed eccoci qui. Per non fare la solita strada abbiamo deciso di prendere una scurtatoia e siamo passati per Montebelluna.